Buongiorno, come sapete da oggi, lunedì 18 maggio, ci sono alcune regole nuove sul coronavirus. Ho cercato di ricostruire tutto l'impianto normativo, c'è un decreto legge, ieri sera è uscito un DPCM con moltissimi allegati, poi è uscita ieri sera anche un'ordinanza regionale con altri 2 allegati, quindi cerco di fare un po' il quadro generale. Allora, innanzitutto come regola fissa per tutti occorre sempre mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro e se si fa sport sempre un distanziamento di 2 metri. Questa regola ce la troviamo sempre e dappertutto, quindi prendiamola ormai come un dato acquisito. Inoltre è possibile da adesso girare per la nostra regione senza bisogno di autocertificazione, quindi non abbiamo bisogno di una motivazione particolare. Se dobbiamo uscire dalla regione lo possiamo fare esclusivamente per lavoro, per salute o per assoluta urgenza, ma dal 3 giugno in avanti possiamo uscire anche dalla nostra regione e non solo, possiamo recarci in qualunque paese dell'Unione Europea e qualunque persona dell'Unione Europea può recarsi in Italia, quindi finalmente cadono le tra virgolette frontiere, le barriere dal 3 giugno. Attenzione, fino al 2 giugno in Veneto è necessario mantenere sempre la mascherina ben posizionata sul naso e su bocca e avere sempre i guanti oppure il gel igienizzante. Vi ricordo che il gel igienizzante è fondamentale, lavarsi le mani, igienizzarsi le mani frequentemente è una delle cure, una delle prevenzioni migliori contro il coronavirus. Le mascherine sono esentati dal portare le mascherine i bambini fino ai 6 anni, le persone con handicap perché renda disagevole avere la mascherina e chi fa sport intenso. Attenzione perché in Veneto la regione impone una regola importante, non sono consentiti assembramenti né pubblici né privati, quindi neppure nelle case private, fra persone che non siano fra loro conviventi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ci si può recare dagli amici, almeno fino al 2 giugno non è possibile vedere amici. Si può stare solo con le persone conviventi, cioè con le persone che vivono già con noi e che quindi naturalmente è normale passarci eventuali malattie. Dal 3 giugno, appunto, come dicevo, si può uscire dalla regione e si può andare nella Unione Europea. Dopodiché ci sono tutta una serie di nuove regole molto importanti, molto complesse, che regolamentano tutte le attività economiche, produttive, ma anche ludiche, sportive, eccetera, eccetera. Quindi nel DPCM di ieri e nell'ordinanza 48 della regione, sempre di ieri, ci sono degli allegati molto importanti che regolamentano ogni settore. Sostanzialmente da adesso via via si riapre un po' tutto, ma lo si riapre con delle regole nuove, nulla sarà come prima. Da oggi per esempio potrebbero essere già riaperti anche i giochi per i bambini, noi non siamo in grado di farlo subito perché ci sono le regole nuove di igienizzazione che dobbiamo prima studiare e dobbiamo prima applicare, quindi vedrete un po' alla volta che le cose si sistemeranno. Dal 25 maggio è possibile teoricamente fare sport in piscine e palestre, ma anche qui con regole nuove molto complesse, quindi dovremo studiarci tutti. Dal 14 giugno potrebbero riaprire i cinema, i teatri, anche i centri estivi. I centri estivi hanno degli standard enormi, quindi li stiamo studiando, sono estremamente complessi. Ricordo invece che si può tornare a fare le funzioni in chiesa sostanzialmente già da un po' grazie ad un accordo che il governo ha fatto con la CEI, con la Conferenza Episcopale Italiana e per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ora le regole sono in mano alle regioni, quindi è la regione che dovrà fissare le modalità, i criteri e anche l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale. È una materia complicatissima, quindi abbiamo già qualche regola, ma credo che arriveranno dei provvedimenti più puntuali. Lo dico perché in tanti mi chiedono degli autobus, delle corriere. Stiamo guardando con la regione cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Attualmente rimangono chiusi gli impianti a fune, rimangono chiusi i centri termali ed i centri benessere. Per il resto vi ricordo assolutamente di controllare tutte queste linee guida e vi ricordo che le linee guida che valgono per le attività economiche sono quelle della regione, perché il decreto stabilisce che sono le regioni che stabiliscono queste regole e quindi ordinanza numero 48 del 17 maggio, allegato 1 e allegato 2, sono i 2 allegati che regolamentano un po' tutto. L'allegato 1 è un allegato prodotto dall'insieme delle regioni italiane, che quindi stabiliscono le regole per molte attività, e poi c'è un allegato 2 invece che è specifico della Regione Veneto solo sui campeggi, e sui rifugi, sugli impianti sportivi e sugli impianti a fune. Tutto quello che non è regolamentato dalla regione invece viene regolamentato a livello nazionale e quindi bisogna prendersi il DPCM di ieri, appunto, che stabilisce tutta una serie di regole e stabilisce le solite raccomandazioni anche dal punto di vista igienico-sanitario.
Ultima regola importante è la igienizzazione delle mani, cercare di mantenere le distanze, cercare di usare la mascherina al di là di quello che è stabilito dalle norme, ma usarla sempre quando si è in presenza di altri. Perché? Perché il decreto prevede espressamente due cose. La prima è che se entriamo in contatto con qualcuno che è stato infettato saremo obbligati alla quarantena e non si potrà uscire di casa e quindi verremo chiusi nelle nostre abitazioni. E il secondo, che se i contagi riprendono e ripartono facilmente, sia lo Stato sia la Regione, ma anche potenzialmente i singoli sindaci potrebbero decidere di richiudere determinate attività e impedire nuovamente la nostra libertà di circolazione o delle nostre attività. E quindi è fondamentale in questo momento assumersi la responsabilità di quello che si fa e capire che non è passata il coronavirus c'è ancora, fa ancora contagi, ma è stato tenuto sotto controllo molto bene e quindi dobbiamo continuare a farlo. Mi raccomando, e quindi vi prego di usare il massimo della responsabilità. Grazie e buona giornata.